La dinastia dei Corazzin continua con la passione per la mountain bike e abbiamo ora la piccola Corazzin. Emily, che fai? Io sono una guida cicloturistica, coltivo questa passione fin da quando sono piccola e vi porterò a visitare le bellissime colline del Prosecco e non solo che ci circondano. E allora? Andiamo! Passeggiando in bicicletta, tanto a te. Yeah! Signore e signori, ecco un tipico esemplare maschile di Saccol. Buongiorno. Buongiorno a voi. Qui tutti i maschi, no, ci tengo a dirlo, tutti i maschi sono aranciati, coscia forte e soprattutto assatanati di bicicletta. Sì, perché i posti qui sono meravigliosi. Ne avete per tutti i gusti, salite, discese, single track, pianura e soprattutto panorami che meritano, e vi invito volentieri a vedere il nostro paese. Emily, ma quando porti in giro i cicloturisti, loro vogliono il silenzio, ti chiedono delle cose, di che cosa si parla quando si gira? Ma diciamo che mi chiedono un po' le novità del posto, ad esempio il tempo, quanto lungo è il percorso, la distanza, dove si mangia specialmente. Ah, questo lo sapevo! Informazioni enogastronomiche. Sì. Emily, scusa, ma è vero che con un supplemento tu racconti anche le barzellette durante le escursioni? Ho detto sì. Ok! Canto anche. Canta! Canta! Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo Dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va! City Bike Mountain bike, e bike. DH Enduro. il top delle due ruote solo da Corazzin. Nuova sede in via Erizzo 118 a Valdobbiadene. Non solo Prosecco. C.